possiamo usare la parola propositivo per il mio consiglio, perché io ho un consiglio eh, fatto in maggior parte di donne, innanzitutto. E giovane, io sono la più vecchia fondamentalmente, e le donne sono abituate più diciamo, al sociale, al volontariato, eccetera, per cui le mie si danno un grandissimo da fare, utilizzando appunto tutti quanti i canali tecnologici, Instagram, Facebook. Ho per esempio la Irene Merlo che la chiamano la YouTuber della FIAIP perché è veramente molto avanti. Così come ho Cristina Genovese che per FIAIP Donna sta facendo un grandissimo lavoro. Io direi che ho un consiglio valido, molto unito. Adesso vorrei fare i nomi di tutti perché ne ho fatte di due in particolare, ma non voglio dimenticare gli altri. Ho l'Eugenia Fantin, la mia segretaria tesoriera che è eccezionale, un mastino sui conti. Che ho ancora? La Filippo? Sabrina Vittante, bravissima, bravissima nei rapporti con Aspetta. i clienti. Ho la Sabrina Spontina che è entrata da poco ma è molto propositiva. E poi non voglio dimenticarmi i miei maschietti. Alberto Renosto, l'analitico del gruppo, Filippo Carra, il nostro giovane, 25 anni, di energia e entusiasmo, un Facebooker eccezionale, e poi Federico Ox.